Alle 8:41 siamo tornati a Buongiorno Taranto e continuiamo a parlare delle bellezze non solo architettoniche ma anche umane che abbiamo a Taranto. Sì, avevamo iniziato a fare un ragionamento su questi tarantini illustri, quelli che sono all'interno del Mudit, appena aperto in via Solito, come sapete, il museo appunto dei tarantini illustri, ma anche quelli che potrebbero esserci, quelli che hanno dato lustro a prescindere alla città, e lo stiamo facendo con l'architetto Augusto Ressa. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. Dunque, avevamo cominciato questo discorso la volta scorsa, ma non c'è stato il tempo di approfondirlo, quindi direi di andare diretti a chi sono secondo lei questi tarantini illustri, se alcuni sono già all'interno del museo o se ce ne vuole svelare altri che magari lo diventeranno protagonisti. Io inserirei altre figure che sono reali o immaginarie, perché sono figure che sicuramente sono legate a Taranto e hanno dato appunto lustro a Taranto, cioè hanno messo in luce la nostra città e tuttora lo fanno. Allora io incomincerei intanto con la giovane Scuma, che è il personaggio di una favola tarantina che è stata ripresa nella raccolta di fiabe italiane da Italo Calvino, quindi addirittura potrebbe essere proprio Italo Calvino inserito nell'elenco, no, degli illustri tarantini, perché hanno appunto messo in luce la nostra città. È una vicenda triste perché riguarda una coppia di tarantini, lui è un pescatore e la povera donna viene insidiata da un signore senza scrupoli, mentre il marito pescatore è in mare. È in mare. Sembra un po' di risentire la canzone di Pierangelo Bertoli. Bellissima. Sì, beh, quindi i riferimenti ci sono. Ce ne sono, certo. Musicali. Ecco, il marito è venuto a sapere di questa cosa, poveretta, lei è stata insidiata a suo malgrado, la porta in barca nel Mar Grande e praticamente la butta giù nel mare e quindi la vuole affogare. Per le sirene la accolgono e addirittura, perché questa donna è bellissima, e la rendono addirittura regina delle sirene. E il marito pentito cerca di recuperarla andando appunto in questa reggia nel mare, ma lei viene salvata ma lui affoga. Insomma, questa è la storia. Il karma, diciamo che in qualche modo. Lei però, poverina, disperata per la morte del marito, si fa monaca e tuttora si dice che ci sia questa monaca che ogni tanto Scuma, appunto, si aggiri fra i vicoli di Taranto Vecchia. Questa quindi è una storia che inserirei. Architetto, l'altra volta accennavamo anche a un'altra figura tra storia e mito, che è l'atleta di Taranto, per esempio. Ma l'atleta di Taranto secondo me è una figura centrale per la nostra storia e per la luce che ha dato a Taranto e continua a dare. Non dimentichiamo che secondo me sarà il punto di riferimento, proprio l'emblema dei giochi del Mediterraneo che si terranno qua a Taranto. L'atleta di Taranto è sicuramente una figura importante, ma figuriamoci un tarantino che affronta un viaggio più volte per la Grecia, e non era facile a quel tempo navigare nel Mediterraneo, era molto pericoloso, certo. E che ha affrontato questi giochi. I giochi erano piuttosto cruenti, si moriva nel giocare in questi giochi panatenaici, e questo atleta di Taranto giovane, muore a 30 anni, ne vince addirittura 4. Sì. La sua tomba bellissima, monumentale, giustamente dedicata a quest'uomo importante di Taranto, conservava e conserva 4 anfore panatenaiche, e non è una cosa da poco, quindi sicuramente questo è un altro illustre tarantino che può fare bella figura. Che vuole dirci della giovane tarantina Mirto? Anche lei è una figura leggendaria. La giovane tarantina, questo è proprio il titolo di questa scultura bellissima, ottocentesca, custodita al Museo d'Orsay a Parigi, quindi chiunque può passare di là e vede questa splendida donna in marmo bianco che si chiama la giovane tarantina, e questa giovane tarantina trae il soggetto è tratto da una poesia di André Chénier, che allora era molto conosciuto
conosciuto in tutta Europa, e questa scultura fece sì che Taranto divenne nell'Ottocento, nella prima metà dell'Ottocento, una delle città più conosciute proprio per la classicità, proprio in ragione di questa poesia e della scultura che fu fatta da Alexandre Pierre Chenauverc. Architetto, abbiamo gli ultimi 20 secondi per raccontare un ultimo personaggio, che è Costanza di Francia. Costanza di Francia senz'altro è una figura mitica per Taranto, è una figura vera, no? Di fatto è la principessa del Principato, cioè lei era la moglie di Boemondo I, principe di Taranto, e alla morte del marito molto giovane nel 1111 diventò reggente del Principato. La cosa bella e interessante per noi è che lei spostò la sua residenza e la corte da Bari a Taranto. Preferì Taranto perché la trovava più bella e più sicura. Una volta ogni tanto, diciamo, qualche piccola rivincita. Quindi questa Costanza di Francia, figuriamoci, figlia di Filippo I, il quarto re di Francia, insomma, passò dalla corte di Francia a Taranto senza rimpianti e con molta ambizione, e costruì molte opere all'interno di Taranto. Tra queste mi piace ricordare l'ospizio per i pellegrini e per i crociati che realizzò dove adesso è Santa Maria della Giustizia, quindi sulla strada per Reggio Calabria, per intenderci, immediatamente un posto magico da andare a vedere, non è sempre aperto. È inserito proprio nell'area industriale, quindi tra i serbatoi della raffineria c'è questa meravigliosa struttura chiesa, con questo nucleo normanno, quindi voluto proprio da Costanza di Francia, per i pellegrini e per i crociati, perché i crociati per andare in Terra Santa passavano per un ramo della via Appia che appunto arrivava lì a Santa Maria della Giustizia.